Ci troviamo a Vittorio Veneto, in via Rissera. C'è stato un parziale cedimento di un vecchio loggiato già in stato precario da tempo. Abbiamo raccolto alcune testimonianze. Questa mattina, rientrando dalla spesa, mi sono accorto attraversando la strada che una colonna era in bandiera, praticamente non appoggiava sopra e sotto era staccata, e allora ho pensato bene di chiamare i vigili urbani perché ritenevo che la cosa fosse un po' pericolosa, insomma. Sono un po' preoccupato anche perché ormai è la terza volta che vengono i vigili e ogni volta domando se c'è pericolo, ma onestamente non è che mi diano notizie particolari. Intanto hanno provveduto a proteggere la strada da eventuali crolli, solo qua. Lei ha paura di un crollo, quindi? Beh, diciamo che non è paura, però insomma non si vive tranquilli. Siamo stati chiamati urgentemente dal comune che c'era in atto, diciamo, una disgregazione, come vedete, della loggia qua appunto su via Rizzera. La ditta che è un immobiliare di Marcon in provincia di Venezia ci ha comunicato che dovevamo intervenire in qualche modo, su segnalazione appunto del comune, che era presente con dei rappresentanti di amministrazione e col capo ufficio tecnico, e intanto si fa una messa in sicurezza per poter appunto mettere in sicurezza l'area pubblica, e successivamente ci sarà una rimessa in pristino per far sì che non venga perduto una caratteristica di questo fabbricato, che è il loggiato. Questo è un fabbricato che sono decenni che è in uno stato di abbandono e parte del tetto, come potete vedere, è già crollato. Qua evidentemente con le ultime piogge, cioè con le piogge di questa notte, di questa mattina, è successo qualcosa. L'impresa che è qua presente è solo per la messa in sicurezza. Sappiamo che c'è da parte della società immobiliare la volontà di ristrutturare il tutto, e stanno aspettando i dovuti nulla osta del Genio Civile per poter iniziare i lavori. Per la messa in sicurezza dobbiamo puntellare per mettere appunto, far sì che quelle colonne superiori non vengano a schiantarsi sulla sede stradale stessa. Sarà ripristinata non in tutta la sua parte, ma per poter avere un deflusso normale dei veicoli. Lavoreremo fino a che abbiamo finito, presumo a notte fonda, per far sì che poi ci sia una possibilità ai veicoli di transitare.